Inaugurazione del Salone Nautico, la prima uscita pubblica del neosindaco di Venezia dopo le elezioni, il passaggio di consegne con Luigi Brugnaro e la volontà di lavorare per trattenere i giovani che scelgono di andarsene. Il veneziano Massimo Marchini e la trevigiana Sofia Belfarsi, attivisti della flottiglia bloccati in Libia, atterrati nel pomeriggio a Tessera. Siamo preoccupati per gli altri compagni, adesso li liberino. Lo schianto e l'auto in fiamme a Nervesa, le indagini dei carabinieri sulla vittima finora senza nome portano al 31enne modenese Pietro Nocera in mattinata a Villafranca di Verona un altro incidente mortale. Tragedia a Vazzola, anziano stava lavorando nei campi quando è scivolato nel canale. Franco Pradallo, 86 anni, è stato trovato morto, impigliato fra i rami. È durato poche ore il giallo della pistola ritrovata in una valigetta in una chiesa di Padova. Il proprietario l'aveva dimenticata, rintracciato dai carabinieri, è stato denunciato. Scoperta dalla Guardia di Finanza in pieno parco del Delta del Po una vasta discarica abusiva di rifiuti, anche speciali e pericolosi. 5 proprietari dell'area sono stati denunciati. Caldo intenso, la richiesta della CGIL, subito ordinanze per sospendere le attività all'aperto durante le ore più calde. Da Venezia sia l'istituzione di una giornata regionale sulle morti sul lavoro. Curioso fuori programma oggi a Palazzo Moroni, sede del comune di Padova. Uno sciame d'api ha trovato il proprio habitat in una delle fioriere della scalinata. Necessario l'intervento di un apicoltore per recuperarlo. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale di Antenna 3. In apertura lo avete sentito dai titoli, una tragedia sulle strade a Nervesa della Battaglia. Le indagini per identificare la vittima portano a Pietro Nocera, un 31enne del modenese di cui la famiglia aveva denunciato la scomparsa. Uno schianto terribile lungo la Pontebana contro un ponticello in cemento. L'auto ha preso fuoco intrappolando senza scampo il passeggero. Dopo 3 giorni è stato identificato il corpo della vittima. Si tratterebbe di Pietro Nocera, 31 anni, originario di Modena. L'uomo si era trasferito nel Trevigiano nel 2024 per motivi di lavoro. Aveva trovato impiego come libero professionista nei call center che propongono contratti energetici. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Per l'ufficialità resta però la prova del DNA che sarà effettuata in queste ore. Non si esclude che possa essere svolto anche un esame autoptico nell'ambito del fascicolo per omicidio stradale che è stato aperto dalla Procura di Treviso a carico del guidatore 30enne di Tavagnacco. L'identificazione si è rivelata particolarmente complessa perché il rogo ha distrutto completamente i documenti presenti nel veicolo. La famiglia di Pietro Nocera è arrivata in queste ore nella Marca ed ha raggiunto il luogo dell'incidente. Rimane in gravi condizioni invece ricoverato in prognosi riservata il conducente della vettura, 30enne della provincia di Udine. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il gravissimo incidente è avvenuto dopo una serata tra amici. I 2 uomini si sarebbero conosciuti in un locale il giorno della tragedia. Poi sono saliti in auto a Nervesa della Battaglia, il drammatico incidente. L'auto, dopo una manovra di sorpasso, è uscita di strada finendo contro il ponticello. Le fiamme hanno avvolto immediatamente l'abitacolo. L'automobilista è stato estratto vivo, ma in gravi condizioni. Per il 31enne modenese non c'è stato nulla da fare. E c'è stato anche un altro tragico incidente mortale nel Veronese. Questa volta un ciclista è stato travolto e ucciso lungo la statale della Cisa tra Villafranca e Pizzolete intorno alle 10 di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione la vittima è stata investita da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta per cause ancora in fase di accertamento. Alla guida un uomo di 73 anni di Villafranca. Per consentire le operazioni di sicurezza e di soccorso la strada statale 62 della Cisa è stata chiusa in entrambe le direzioni, creando lunghi incolonnamenti soprattutto in via Volpare. L'arteria è stata poi riaperta intorno alle 13. E parliamo ora di Autovelox. I sindaci del consorzio Nord-Est Vicentino fanno pressing sul ministro dei trasporti Matteo Salvini. La sicurezza stradale deve essere una priorità. Chiediamo semplicemente regole chiare e definitive sull'omologazione degli autovelox per poter continuare a lavorare con strumenti pienamente legittimi, trasparenti ed efficaci,
ovviamente a tutela dei cittadini e della sicurezza delle nostre comunità. Lo esprime senza se e senza ma il sindaco di Thiene, in rappresentanza di tutti i sindaci dei 17 comuni afferenti al consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino, che guidano una popolazione complessiva di oltre 116.000 abitanti. Hanno sottoscritto una lettera indirizzata al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, missiva in cui mettono in luce, relativamente alle normative legate all'omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità, una situazione di incertezza normativa che di conseguenza andrebbe a ripercuotersi sull'incertezza operativa per i comuni e per le polizie locali. Sottolineano gli sforzi e gli investimenti messi in campo negli anni sul territorio proprio per rafforzare la sicurezza stradale attraverso il monitoraggio dei tratti esposti alle criticità, sulla prevenzione degli incidenti e sulla tutela dei cittadini che le percorrono. Chiedono pertanto al Ministro che si definiscano quanto prima i contorni del quadro normativo legato agli autovelox e al loro utilizzo. Stava lavorando nei campi quando è scivolato nel canale. Franco Pradal, uomo di 86 anni, è stato trovato morto impigliato fra i rami. La tragedia è avvenuta a Vazzola. Era uscito nei campi per lavorare come faceva ogni giorno, ma all'ora di pranzo non si è presentato a casa. La moglie si è allarmata ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, gli operatori del SUEM 118 e di carabinieri. Franco Pradal, 86 anni, è caduto nel canale Piavesella. Il corpo è stato trovato poco distante, incastrato tra i rami. Da una prima ricostruzione sembra che stesse tagliando l'erba proprio sulla sponda del corso d'acqua, forse un malore dovuto al gran caldo o forse è scivolato. Vicino all'acqua il cappello che indossava l'anziano. Poco più a monte è stata trovata la carriola con l'erba. Il sindaco di Vazzola, che Pradal lo conosceva bene, è subito accorso in via Vare, dove è avvenuta la tragedia. Lui aveva la sua vigna e tutto il contesto attorno alla casa lo teneva in maniera splendida, un vecchio agricoltore di quelli che non si trovano più. Lei lo conosceva bene? Lo conoscevo molto bene perché è anche mio confinante, quindi c'era anche un rapporto che va oltre quello del sindaco cittadino. Un gran lavoratore, ci dice il primo cittadino. Una persona buona, disponibile, un grande lavoratore, gli uomini di una volta che non si trovano più. In un primo momento sul posto è arrivato l'elicottero di Treviso Emergenza, poi la zona è stata sorvolata dall'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago. Nel tardo pomeriggio il corpo dell'anziano è stato trovato, lasciando nello sconforto la famiglia e l'intera comunità. È durato poche ore il giallo della pistola ritrovata in una valigetta all'interno di una chiesa a Padova. Il proprietario l'aveva dimenticata, è stato rintracciato dai carabinieri e di conseguenza denunciato. Parrocchia dei Santi Angeli Custodi, quartiere della Guizza a Padova. C'è una fermata del tram proprio a ridosso del Sagrato e all'interno della chiesa che ieri intorno alle 17 il parroco ha trovato una valigetta lasciata tra i banchi. Alla ricerca di capire chi fosse il proprietario e perché fosse lì, la valigetta è stata aperta. Da qui un misto di sorpresa e paura perché all'interno c'era una pistola. Contattate le forze dell'ordine nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, sono intervenuti i carabinieri del Norm, sezione radiomobile della Compagnia di Padova. Diverse le ipotesi sul tavolo, dall'abbandono alla dimenticanza a un atto intimidatorio. È bastato poco per capire quale pista seguire perché nella parrocchia è tornato il proprietario, un uomo che vive nell'Alta Padovana, pronto a reclamare la valigetta e il suo contenuto. In possesso di regolare porto d'armi, per l'uomo è scattata la denuncia per la leggerezza della condotta. Dovrà rispondere di omessa custodia di armi, ritirata sia la pistola che la licenza. Una comunità unita, quella dei Santi Angeli Custodi, amata da tutto il quartiere. Così Anna, una volontaria. Noi abbiamo dei sacerdoti davvero meravigliosi che aiutano, cercano di aiutare appunto anche nei bisogni così quotidiani, per cui no, io non mi sento, certo che se succede a me è logico che mi prende la paura, però non è mai successo in 40 passa anni che sono qui ormai e anzi è un bel vivere. Un riferimento per giovani e anziani. Alla chiesa io mi sono fatto la comunione qua, nel senso comunque è un ambiente molto familiare, molto insomma le persone ci tengono, ecco, al quartiere. Qui sono trascorsi gli anni infantili del mio bambino.
Qui ho conosciuto i sacerdoti che l'hanno fondata e quindi la ritengo, in quanto chiesa parrocchiale, un punto di riferimento importante per tutti i cittadini. Tentano il colpo alla gioielleria Romani in centro a Rossano Veneto, ma vengono messi in fuga. E verso le 2:30, 3, qualcuno ha cercato di entrare. Era un gruppo, penso, di 4 persone che hanno sforzato una porta blindata, sono riusciti a entrare, però hanno trovato la seconda, hanno trovato un muro blindato con dell'acciaio che non sono riusciti ad entrare, insomma. I malviventi non sono riusciti a portare a termine il colpo grazie alle alte misure di sicurezza prese dai titolari della gioielleria Roman in pieno centro a Rossano Veneto e grazie al pronto intervento dei vicini svegliati dal rumore della porta sfondata in piena notte. I banditi sono riusciti a scappare giusto un attimo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. E grazie ai vicini che hanno chiamato subito le forze dell'ordine, dopo 10 minuti sono arrivati sia la polizia che i carabinieri. Furto sventato, a differenza di altri colpi portati a termine negli ultimi tempi ai danni di aziende orafe. Purtroppo questo è un elemento da mettere in conto facendo questo tipo di lavoro, dichiara Roman. Questo è un distretto orafo ed è normale, insomma. Siamo sempre stati sul mirino dei malviventi, per cui non cambia niente. Io sono nato in questo settore, per cui non capiterà, capiterà sempre. Siamo abituati e prendiamo le nostre precauzioni. Nel negozio di Via Salute è la prima volta che i ladri tentano di rubare, ma la famiglia, orafi di terza generazione, ha già avuto a che fare negli anni con i malviventi. Negli altri negozi sì, abbiamo avuto dei furti di notte, abbiamo dei tentati furti, abbiamo avuto una rapina nell'82, però insomma dai. L'importante, dice Roman, è prendere tutte le precauzioni necessarie. Ci sono le assicurazioni, ci sono le blindature, bisogna stare attenti come ci si muove. E poi come sempre basilare l'attenzione degli stessi residenti che, come in questo caso, non ci hanno pensato 2 volte ad allertare le forze dell'ordine che ora stanno svolgendo le indagini. E sono scattati diversi arresti in Italia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea di Venezia su una presunta frode IVA da oltre 78 milioni di euro legata al commercio all'ingrosso di prodotti per l'igiene e di elettronica. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Verona con il supporto di militari operanti a Napoli. Secondo gli investigatori, il gruppo operava tra Italia e Croazia attraverso una rete di società che acquistava prodotti per l'igiene e per la casa, esenti da IVA da grossisti italiani per poi rivenderli solo formalmente a società fittizie nell'area di Napoli. Questi avrebbero poi commercializzato la merce incassando l'IVA senza versarla al fisco. 2 indagati sono finiti in carcere, 4 ai domiciliari, misure alternative per altri 2. Un 8º soggetto si trova all'estero. E un'altra operazione della Guardia di Finanza di Rovigo ha scoperto in pieno parco del Delta del Po, nel comune di Portoviru, una vasta area rurale di oltre 4.000 metri adibita a discarica abusiva di rifiuti, anche speciali e pericolosi. La Procura di Rovigo ha disposto la perquisizione dell'intera area, compresa l'abitazione privata che vi si trova stracolma di bombole di gas, oli esausti, batterie, mentre all'esterno c'era una distesa di imbarcazioni, motori per piccoli natanti, carcasse di auto e materiale edile. I 5 proprietari dell'area sono risultati privi di autorizzazioni e documenti di tracciabilità dei rifiuti. Sono stati per questo denunciati per il reato di abbandono di rifiuti. L'intera discarica abusiva è stata quindi posta sotto sequestro per essere poi sgomberata e bonificata a carico dei proprietari. Insulti razzisti al guardalinea ivoriano residente nel Trevigiano durante la partita Nuova Monselice Torre valida per il campionato di promozione. 2 gli imputati. Il processo si è chiuso con un patteggiamento e una condanna. Era il 29 settembre del 2024 quando a Monselice la partita tra la squadra di casa Nuova Monselice e il Torre del campionato di promozione era stata sospesa al 20° del secondo tempo. In campo da troppi minuti continuavano gli insulti razzisti nei confronti del guardialinee, un 30enne di origine ivoriana residente in provincia di Treviso.
Le indagini della polizia avevano permesso di rintracciare 2 dei responsabili, lo storico capo ultras de Monselice, 80 anni all'epoca dei fatti, e un allora 67enne residente a Noventa Padovana. Per entrambi era scattato il daspo di 5 anni disposto dal questore di Padova Marco Dorisio. Il processo, che si è celebrato in tribunale a Padova, si è concluso invece con 2 esiti differenti. Il capo ultras, adesso 82enne, ha patteggiato una pena di 8 mesi. Il secondo supporter, ora 69enne, avendo compreso la gravità delle sue azioni e avendo posto le sue scuse all'assistente arbitrale, è stato prosciolto. Sono atterrati oggi all'aeroporto di Marco Polo di Venezia i 2 attivisti veneti della Global Flottiglia dopo essere stati bloccati e detenuti per giorni in Libia. Baci, abbracci e lacrime all'arrivo. Sono le 15:30 al Marco Polo di Venezia. Il volo AZ-1475 da Roma a Fiumicino ha atterrato con una mezz'ora di ritardo. Bandiere della Palestina e applausi di amici, attivisti e parenti per Massimo Marchini, veneziano di Dorsoduro e da tempo residente a Pordenone, e Sofia Belfarsi, trevigiana di Carbonera. I 2 attivisti della Global Flotilla di ritorno dalla Libia, dopo essere partiti il 5 maggio scorso con il convoglio di terra umanitario diretto verso il valico di Rafah in Egitto, prima che venissero fermati e trattenuti come prigionieri in Libia. Ho temuto perché come Sofia è rimasta indietro. Per fortuna almeno quest'ultima parte di persone siamo riusciti a portarla a casa. Adesso ci concentriamo già da oggi sulle nostre compagne e compagni che non sono ancora qui. Alla domanda su quale sia il ricordo più forte dell'esperienza, i 2 attivisti sottolineano le difficoltà incontrate lungo il percorso, segnato da ostacoli e tensioni che hanno reso l'operazione particolarmente complessa. I compagni appunto lasciati indietro non era un qualcosa che eravamo pronti assolutamente a fare, ripartire e tornare a casa senza aver concluso la missione, perché la missione per noi non è finita. Ora è grande la preoccupazione per gli altri attivisti di cui hanno perso tracce e comunicazioni, tra cui gli altri 2 italiani per i quali la Farnesina sta cercando di riportarli a casa. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, anche detta Dina, e degli altri 8 attivisti internazionali. Non abbiamo assolutamente le loro notizie da domenica pomeriggio. Le uniche notizie che ci sono state date sono mediate dal governo libico. Di avere più presto loro notizie dirette. Chiediamo che le autorità riescano al più presto a vederli, a contattarli direttamente e a farci sapere che stanno bene e a farci sapere quando tornano. Infine un ultimo messaggio netto e deciso: torneremo, dicono. Eravamo un convoglio di persone che volevano sostenere e portare aiuto al popolo palestinese. Ce l'hanno impedito questa volta, ma noi insisteremo, perché questa è la volontà della gente di tutto il mondo. Il taglio del nastro di oggi del Salone Nautico a Venezia è stato anche un passaggio di consegne tra il neosindaco Venturini alla sua prima uscita ufficiale e il sindaco uscente Brugnaro. Ho imparato da te a fare politica, ha detto, ora torno alla mia vita. Per questo passaggio di consegne che è avvenuto proprio qui al Salone, questo passaggio. La 7ª edizione del Salone Nautico all'Arsenale, impreziosita dal coro della Fenice, sarà ricordata anche per il passaggio simbolico di testimone tra il sindaco uscente Luigi Brugnaro e il neosindaco Simone Venturini alla sua prima uscita ufficiale, davanti al presidente del Senato La Russa e il governatore Stefani. Un primo passaggio di consegna informale con l'impegno di portare avanti questa straordinaria manifestazione, non come Venezia soli, ma insieme anche alla Regione del Veneto, tutti gli amici, la Marina Militare, il Governo Nazionale, gli sponsor, Confindustria, la Camera di Commercio. È davvero una festa della città e della regione. Con totale sincerità, io ho dovuto battagliare per mettere il suo nome, perché io ho detto, qualcuno voleva mettere un nome di un partito, ho detto non esiste. Questa città non è in grado, non accetterà mai un nome di un partito calato dall'alto. Puntualmente a sinistra che ha fatto questo, proprio un classico. Ho dovuto convincere Simone a rischiare, per cui un applauso doppio a un ragazzo che ha messo tutta la sua vita nelle vostre mani. Nelle vostre mani. Qualcuno ha detto che è il mio destino
E lui ha risposto, e io confermo, l'unico delfino che abbiamo è questo del bacino di San Marco, non è delfino. Lui è un ragazzo libero, ha scelto, ha fatto la campagna elettorale come ha voluto lui, sceglierà le persone che vuole lui, è un uomo libero. Venezia ha dimostrato di essere una città libera grazie a voi, a quelli che hanno votato con libertà. E abbiamo difeso la libertà. Questa città non prende ordini da nessuno. Io ho imparato da lui era già in politica, lui è più politico di me. Sarà una gestione diversa, sarà la gestione Simone. Io domani gli tolgo la fascia e sarà lui. Andate a domandare a lui. I pregi, i difetti, i problemi, i difetti sono roba sua. Per cui insomma, se mi chiamerà per consigli eccetera, noi saremo io sarò io a disposizione sua, però farò la mia vita. Sempre che non accetti l'offerta di un posto a Roma dal Presidente del Senato. Giornata meravigliosa, ho avuto l'onore di esserci praticamente all'ultimo giorno di Luigi e il primo praticamente di Simone, una vittoria che meritano e che spero porti Venezia ancora più in alto. Venezia quest'anno è tornata in Serie A nel calcio, ma è rimasta in Serie A nella politica. Complimenti. Difficile per Brugnaro trattenere le lacrime in un momento per lui così significativo dopo 11 anni da sindaco e all'inaugurazione del Salone Nautico da lui fortemente voluta. Luigi ha fatto tanto per questo salone, tanto per questa città e ovviamente sarà una risorsa in termini di idee e di consigli. Io davvero voglio essere un sindaco che ascolta molto anche chi ha fatto esperienza prima di me e anche altri sindaci che in precedenza hanno ricoperto questo ruolo saranno da me interpellati davvero su tanti fronti. L'idea è sempre di più ascoltare quante più idee possibili e come diceva San Paolo proviamo tutto e teniamo ciò che è buono. I giovani oggi possono dare una marcia in più se hanno anche la capacità di ascoltare chi ha fatto esperienza prima di loro. Siamo un paese che invecchia e su questo però ecco, il tema dell'invecchiamento anagrafico a questo tema deve corrispondere con grande impegno per le nuove generazioni, che io ho trasformato anche in una lista civica dei partiti della coalizione con tanti giovani candidati che hanno avuto anche un grande successo, quindi c'è voglia di partecipazione. Nel mio successo elettorale c'è anche una importante componente di voto giovanile come in quello del successo elettorale di Alberto Stefani, quindi i giovani vogliono essere protagonisti ma vogliono essere ascoltati. E tra Stefani e Venturini ci sarà la massima collaborazione. Noi la prossima settimana ci vedremo non più da amici ma da presidente di regione e da sindaco di Venezia per scrivere insieme il futuro di questa straordinaria città e la regione del Veneto sarà al fianco di Venezia tutti i giorni. Siamo accomunati non solo dall'età ma anche da una vicinanza fisica dei due uffici e quindi direi che non possiamo che collaborare per il bene dei veneziani. Caldo intenso dalla CGIL era richiesta alle istituzioni di interventi urgenti per tutelare i lavoratori, ordinanze per vietare il lavoro durante le ore più calde. Un picco di caldo anomalo, più compatibile con luglio che non con fine maggio, temperature superiori ai 30 gradi che rendono difficili le condizioni di lavoro di alcune categorie. Da qui la richiesta della CGIL alle istituzioni, province e comuni in primis di adottare interventi urgenti per tutelare lavoratori e lavoratrici maggiormente esposti ai rischi come rider, ciclofattorini, addetti alla logistica. Non è una questione di disagio, di come dire, uno soffre il caldo eccetera, c'è una questione di sicurezza perché quando lo shock termico arriva produce dei danni che sono molto spesso anche irreversibili. Noi abbiamo chiesto alla Regione di istituire una norma, perché spetta alla Regione di istituire una norma che metta in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori. Il sindacato chiede l'adozione di ordinanze specifiche che vietino il lavoro nelle ore più calde della giornata. Molti lavoratori, evidenzia la CGIL, non possono rifiutare una consegna senza subire conseguenze sulle future opportunità di lavoro. Per questo è indispensabile una tutela istituzionale concreta che metta al centro salute e sicurezza. Intanto il Consiglio del Veneto ha approvato all'unanimità la mozione per istituire la giornata regionale sulle morti sul lavoro. Ben venga, dice Visentin, ma all'interno di iniziative che intervengano concretamente.
Ci devono essere passi concreti, azioni concrete, per cui segnali, per cui investimenti, per cui tutta una serie di operazioni che effettivamente vanno verso quella direzione dove come dire, si mette davanti il lavoratore, il cittadino, prima del prodotto, prima del guadagno. Allora in questo caso, se si interviene in questa modalità, sono segnali concreti che ci permettono di dire serve una giornata di ricordo, di commemorazione. Diversamente diventa come dire, un voler lavarsi la coscienza una volta all'anno. E c'è stato un curioso fuori programma oggi a Palazzo Moroni, sede del comune di Padova. Uno sciame d'api ha trovato il proprio habitat in una delle fioriere della Scalinata. Ad intervenire il signor Guglielmo Massaro, apicoltore per hobby, che con la sua attrezzatura in poco più di 15 minuti ha rimosso lo sciame che si era depositato sulla Scalinata. E questa era anche l'ultima notizia di oggi, l'informazione di Antenna 3. Vi dà appuntamento alla prossima edizione. Grazie per essere stati con noi e buona serata.